Mentre parlavo con la mia amica Luciana Littizzetto prima che venisse in diretta con noi, una notizia ci ha un po' allarmati entrambi e le voglio fare vedere questo titolo della CNN che ci dice una cosa che insomma è abbastanza inquietante, cioè il coronavirus potrebbe non andare mai via, potrebbe non andare più via, questo lo dice il WHO, cioè quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, che cosa vuol dire? Perché diciamo, questa notizia è la notizia di oggi, il coronavirus potrebbe non abbandonarci mai, in che senso? Ma è possibile, no? Noi non credo che abbiamo conoscenze astronomiche tali da poter escludere che nei prossimi 6 mesi la Terra è distrutta da un asteroide che ci viene a sbattere, no? Cioè, è chiaro che ci sono cose che noi non sappiamo, per cui chiunque dicesse che il virus andrà sicuramente via direbbe una sciocchezza, per cui è valido l'assunto contrario, cioè che è possibile che il virus rimanga con noi per sempre. Quello che è importante è capire, vero Alberto, al di là delle battute, è il fatto che noi stiamo cercando di fare due cose. Uno, di modificare il modo in cui il virus entrerà a contatto con la popolazione umana attraverso la prevenzione, i vaccini, eccetera. E l'altro è il modo in cui gestiamo la malattia nel momento in cui il virus entra a contatto con la popolazione umana. Questa è la cosa importante che dobbiamo fare. Stare a fare il calcolo col bilancino delle possibilità, se il virus farà via del tutto o torni diciamo in maniera molto violenta o torni in maniera attenuata, sono considerazioni che a questo punto sono speculazioni che lasciano il tempo che trovano, a mio avviso. Ecco. Allora, adesso e qui poi voglio parlare con tutti voi perché c'è molta attesa per quello che potremo fare lunedì, abbiamo visto si potranno fare tante cose che nelle ultime settimane erano, diciamo così, non concesse, si potranno rivedere gli amici. Guardiamo con Simona Giampaoli e poi chiedo il vostro supporto. È una delle misure restrittive più discusse, gli incontri con gli amici. Dal 4 maggio è stato possibile uscire di casa e incontrare i propri congiunti, ma gli amici no, sono stati esclusi. Se si può, perché c'è molta attesa per quello che potremo. Sono speculazioni che lasciano il tempo che trovano, a mio avviso. Ecco.